non sono preoccupato, la Presidente Meloni incontrerà i vertici del centrodestra e troveremo una soluzione che riguarda tutti. L'unità del centrodestra è un grande valore, sicuramente nessun problema locale o regionale la metterà in discussione. I colonnelli meloniani continuano a non tradire emozioni, il mantra è sempre lo stesso, il bene della coalizione, per dirla in altri termini, la continuità. Alle parole del collega Ciriani si aggiungono quelle del ministro Urso, entrambi a Trieste per un evento, ma con gli occhi ben puntati su Venezia. La cosa che vogliamo assicurare al Veneto è che ci sia un buon governo in continuità con quello che ha assicurato la coalizione centrodestra col governatore Zaia. Già, ma sul successore di Zaia nessuno in Fratelli d'Italia ancora si sbilancia, almeno ufficialmente. Del resto l'ultima parola ce l'ha Giorgia Meloni. Chi ha tentato il sorpasso è stato Matteo Salvini alla festa della Lega di Oppeano, lanciando il nome di Alberto Stefani, una fuga in avanti per gli alleati rimasti freddi, anzi gelidi. Sullo sfondo anche il sondaggio di Ring. Alla domanda sarà Stefani il candidato presidente del centrodestra, il 64,6% ha detto no, sì per il restante 35,4%. E c'è un altro tassello, quello che sembra un no definitivo con tanto di grazie a eventuali candidature civiche da parte di Matteo Zoppas, presidente dell'Agenzia per il Commercio Estero. Resto concentrato sul mio lavoro, scrive in una nota. Resta il fattore tempo, con la data del voto non ancora fissata, un problema per chi si affaccia per la prima volta in campagna elettorale. È il caso del movimento Resistere con Szumski. Gli unici danneggiati siamo noi, perché noi dobbiamo raccogliere le firme e le firme non si possono raccogliere finché non c'è una data. Ma poi io mi chiedo, non so cosa c'entra la data con il problema che loro hanno in casa, perché è un problema che non c'entra nulla con tutto il resto, c'è solo un dispetto verso di noi. In casa centrosinistra, dopo la visita di Schlein a Treviso e Padova, si guarda ad Azione, che ancora non ha sciolto definitivamente il nodo sull'appoggio a Manildo. Prima, pare di capire, ci devono essere degli impegni sul programma, per esempio nessun cedimento al reddito di cittadinanza, come invece sta avvenendo in altre regioni dove PD e 5 Stelle sono alleati. Sono abbastanza sereno nel poter dire che sicuramente Giovanni Manildo non metterà il reddito di cittadinanza, perché è una persona che conosce il mondo del lavoro, conosce il mondo dell'impresa, e quindi sono sicuro che anche lui, se dovessero esserci delle risorse, preferirebbe darle a chi lavora, mettere in busta paga a chi produce sviluppo, a chi produce benessere, quindi non assistenza, ma in Veneto la gente ha bisogno di sapere che si lavora per il lavoro, per lo sviluppo, per l'impresa.